sono Bear Grylls. Vi mostrerò ciò che serve per uscire vivi da alcuni luoghi più pericolosi della Terra. Dovrò superare difficili sfide in luoghi in cui non durereste un giorno senza le giuste abilità di sopravvivenza. Credo ci troviamo nel territorio delle streghe. Cosa vuoi, maledetta strega? Andiamo, Paco, scappiamo! Un improvviso calo di zuccheri mi costringe a stare a terra e noto un individuo alquanto strano. Forse è meglio fingere di essere morti, non si sa mai sia un pazzo. Ah, che puzza di fogna! Chi sei? Come ti permetti? Se ti prendo ti faccio vedere io! Quello che mi ha scorreggiato in faccia deve essere un individuo indigeno! Ora, con le mie abilità di forze speciali, proverò a costruire da questa matta di chessa una rete per catturare questo individuo indigeno. All'interno di questo zainetto un semplice Ah, maledizione! Cosa stai facendo? Smettila! Porca miseria! Vieni qui! Se ti prendo ti rompo! Maledetti proiettili di ficco d'India! Cavolo, dovevo farli con le olive, almeno erano più duri! Cacca matita, porca paletta! Quell'individuo indigeno è un po' asociale, io non lo capisco, sarà perché è nato in mezzo alle pietre. Ora prenderò un po' di pausa e poi continuo. Oh! Individuo indigeno, come stai? Come ti chiami? Allora? Per me? Ah, ok. Ti ringrazio molto. Grazie, grazie. Mi ha appena offerto una bacca fumabile di una pianta del Caucaso rara che esiste solo qui. Grazie, fratello. Prego, favorisci pure. Lo sai che prima ti volevo ammazzare, ma ora sei proprio in gamba. L'individuo indigeno sembra essere amico. Vai, fratello, che poi ti faccio vedere come si caccia. Strappiamo i cinghiali fuori dai cespugli. Ad un tratto inizio a capire la lingua dell'individuo indigeno. Ma davvero mi stai dicendo che sei riuscito a prendere un cinghiale da 300 kg con una foglia? L'individuo indigeno inizia a raccontarmi la sua storia. Mi narra di essere stato allevato dai cinghiali da piccolo e la sua mamma cinghiala dice di averlo trovato dentro una busta di plastica in un cassonetto dell'immondizia. Dice che esiste un cinghiale sacro che abita sopra la montagna. Sembra sia alto 100 metri. È un tatuaggio sacro nella natica destra. Tutti i cinghiali lo temono. Ora però dobbiamo fare le sue prove di tecnica di caccia. La prima tecnica è rincorrersi come deficienti. Ma come lo rincorro? Corre come un razzo! L'individuo indigeno, a forza di mangiare merendine selvatiche di San Pietro, ha sviluppato una forza incredibile nelle gambe. Seconda tecnica di caccia, nascondino. La tecnica consiste nel non vederlo e girare come uno scemo finché decide lui. Fine del riscaldamento. Abbiamo avvistato una preda, siamo in azione. Fa il giro, se scappa lo prendo da questa parte. Sicuri di noi ci avviciniamo alla preda. Muori, maledetto cinghiale, muori! Cacchio, abbiamo sbagliato, scappa, Gypsy! Non era una preda, era un povero malcapitato turista che faceva i bisogni lì per caso. Abbiamo fatto un macello, povero turista, quell'altro è scappato poi, chissà dove è andato. Gypsy! Ma che cosa gli ha preso? È colpa della bacca fumabile che si è affumato. Gypsy! Chissà che fine avrà fatto, vabbè tanto è selvatico, andrà bene per lui. Mi dispiace che sia andato via Gypsy, comunque domani mi incamminerò verso il vulcano.